Oggi siamo qui a parlare di una progettualità europea molto importante. Sono onorato anche di avere qui anche ospiti internazionali, che ringrazio, da 25 paesi, ai cui vicini come la Francia, la Spagna, alcune un po' più lontane, leggevo anche la Repubblica Ceca, mi sembra, come ospiti di questo caso, e anche la Romania. Si parla di turismo rurale e di impresa. Due cose essenziali per il nostro territorio, non solo per quanto riguarda il turismo rurale, quindi tutta quella capacità di turismo, cultura e tutta la parte di imprenditoria che si lega a queste due filoni. Basti pensare anche alla gastronomica, potentissimo, importantissimo settore industriale e turistico della nostra regione Veneto, e culturale ovviamente. Noi siamo un territorio che vive a pochi chilometri da Venezia, importantissimo polo culturale, artistico e storico, ma con grossissimi filoni e cluster, come possiamo dire, di cultura. Ne hanno contemplati 28.000 vendite di famiglie nobiliari veneziane che si stabilivano qui nell'entroterra, nel periodo estivo, per passare la villeggiatura, e quindi un pochino tutto quanto il territorio veneto e veneziano. Forse la riscoperta non solo del nostro territorio, ma anche la parte molto più rurale, è anzi sicuramente per parte di tutto quel turismo sostenibile e una grossissima attenzione all'ambiente che in questo periodo è necessaria. E poi si parla di impresa. In Italia sono, penso, di 3 milioni e mezzo di imprese in Italia, quindi forse è il settore pilastro dell'economia italiana, visto che adesso siamo al 94-95% a livello di struttura. Ed è importantissimo per il Comune di Spinea ospitare questa conferenza stampa e siamo onorati di essere qui presenti. Longarone, e quindi il territorio di montagna vicino alle Dolomiti, è un ottimo attore per un tipo di progetto come questo. Che cos'è in sostanza questo progetto e perché mi piace, come dicevo, essere a Spinea? Spinea confina col comune di Venezia. Io sono veneziano, vivo nella città di Venezia, quella d'acqua, e so cosa il turismo può portare di bene e cosa il turismo può portare di male. La peggior cosa che può portare il turismo è espellere i residenti e quindi lasciare una città, un luogo senza anima, perché senza la popolazione residente ci saranno tanti bei monumenti, ma manca l'anima di quella città. E il caso di Venezia è un caso come di alcune poche altre città, in mente Barcellona ma non solo, di Europa e del mondo, dove c'è appunto un sovraffollamento che diventa deleterio. Il comune di Spinea invece, per assurdo, anche se confinante, non ha per il momento sviluppato molte attività turistiche e può diventare, a parer mio, il laboratorio di un nuovo tipo di sviluppo turistico che serve ad esempio per tutti. Uno sviluppo turistico che valorizza, come già questo comune sta facendo, le numerose ville venete che ci sono, che sono un patrimonio storico e di valore inestimabile, e quindi su questo il comune sta già lavorando. Ma il comune anche sta pensando ad uno sviluppo, e l'ho visto all'interno del PAT, uno sviluppo di un turismo all'aria aperta e quindi di un turismo sostenibile dal punto di vista ambientale. Un turismo che si collega, essendo questo un territorio ampio rurale, con delle porzioni di terreno che sono non solo di città, ma sono anche rurali, è un territorio che si presta particolarmente per delle esperienze di carattere pilota. E noi con questo progetto vogliamo proprio portare avanti delle esperienze di carattere pilota, best practice, migliori pratiche, come si usa dire, nel settore del turismo rurale, come appunto turismo che vada anche contro quegli aspetti negativi del turismo che c'è invece in alcuni punti del nostro territorio nazionale ma anche europeo. Dare una possibilità diversa, una possibilità che poi
permetta a start-up, a imprese nuove, a imprese già esistenti, di offrire dei servizi diversi, servizi che poi permettano di trovare nuovi clienti, nuovi turisti, ma anche un nuovo tipo di turismo, magari legato appunto all'aria aperta, magari legato maggiormente allo sport, ma come diceva l'assessore Bettin, anche legato ai prodotti enogastronomici. Se penso a quali sono i paesi presenti oggi qui, che fanno parte di questo progetto, sono stati già citati, ma li trovate anche nella cartellina, ebbene abbiamo un insieme di paesi che sicuramente si distinguono nel mondo per un livello di elevatissimo, di eccellenza, di enogastronomia, che è anche un aspetto culturale, quindi non solo piacere della vita, benessere, che è uno degli obiettivi fondamentali della nostra vita e anche delle amministrazioni pubbliche, ma è anche un qualche cosa che ha un sapore molto importante legato alla cultura. Quindi questo progetto verrà adesso presentato ancora meglio da Maurizio Malè, da Morgana, che è alla mia destra, ma è un progetto che vuole, poi chiudo qui, creare questo distretto, cioè questo gruppo di piccole e medie imprese che insieme, su base transnazionale, perché questo vogliono i progetti europei, la base transnazionale, insieme lavorino per trovare ciò che di meglio l'Europa può offrire in questo importantissimo settore. Ricordo che The Nation Cluster è il cluster dei beni ambientali e culturali, qui c'è anche il direttore Sergio Calò, è un cluster quindi che si occupa di temi legatissimi anche al mondo del turismo ambientale e culturale. Abbiamo circa 800 imprese, abbiamo sede qua a Spinea e quindi ecco perché siamo particolarmente interessati a uno sviluppo di un cluster nel settore del turismo rurale e culturale che possa affiancarsi e magari partecipare all'avventura dell'Asso Cluster nazionale che stiamo portando avanti, cioè un'associazione nazionale di tutti i cluster presenti sul territorio italiano che ancora oggi non esiste e che le istituzioni europee domandano ma come mai ancora non esiste, ma esisterà, cioè esiste già la struttura ma stiamo adesso raccogliendo tutti i vari pezzi delle altre regioni italiane. E questo gruppo è rappresentato da un'associazione di sviluppo della Romania, della regione Araghita, tra l'altro una regione molto bella a livello paesaggistico e da valorizzare sotto gli aspetti turistici. C'è per la Repubblica Ceca l'Associazione Nazionale dei Cluster della Repubblica Ceca, quindi un'associazione che raccoglie tutti i cluster, non tutti ma la maggior parte dei cluster presenti nella Repubblica Ceca, tra cui anche cluster che si occupano appunto anche della parte turistica o culturale e che potranno essere ulteriormente sviluppati. C'è poi l'associazione Euracademy con sede in Grecia che si occupa soprattutto di formazione e di dare servizi alle aziende del turismo rurale in termini anche di sostenibilità e di supporto proprio per migliorare a loro volta i loro servizi verso i clienti e i turisti. C'è l'Associazione Europea Rural Tour, che è stata anche la prima ideatrice di questo progetto che poi abbiamo sviluppato tutti insieme, ma è partita da questa esperienza di Rural Tour, che è un'associazione molto ben diffusa in quasi tutti i paesi europei, che quindi raccoglie le associazioni di imprese che lavorano nel settore turistico rurale. Rural Tour ha sede legale in Francia, ma è ben distribuita appunto in molti paesi europei. Il sesto partner è l'associazione Cluster, come noi, che si occupa di turismo sostenibile nella regione di Aragona, in Spagna. Quindi, come vedete, tanti paesi europei, tante conoscenze e tante esperienze diverse che si uniscono in un progetto. Questi sono i nomi. A questi partner si uniscono i partner associati,
che non hanno un loro budget da spendere nel progetto, però hanno aderito perché sono molto interessati alle dinamiche di questo progetto, e sono l'Organismo Fiere Dolomiti e EcoClub, che è un'altra associazione di turismo rurale, anche questa molto diffusa in diversi paesi europei. Ecco, quali sono gli obiettivi del progetto? Intanto il progetto dura 2 anni, è partito il 1° settembre, quindi siamo proprio alla partenza, perché questo è il primo incontro in cui tutti i partner si trovano insieme e stiamo cominciando a discutere e a sviluppare tutti gli aspetti organizzativi del progetto. L'obiettivo finale è creare un cluster europeo del turismo rurale. Turismo rurale ovviamente sostenibile e con dei criteri che non siano solo il beneficio economico o il budget dell'attività turistica, ma che abbiano anche un'idea di sostenibilità e di miglioramento dei servizi e quindi del benessere dei turisti. Questo cluster dovrà a livello europeo supportare tutto il settore del turismo culturale, quindi continuare anche dopo la fine del progetto a offrire servizi, a offrire supporto a tutte le aziende in Europa che si occupano di turismo rurale, in modo da aiutarle a svilupparsi nel modo migliore. Il valore complessivo del progetto è di oltre 1.200.000 euro e di questi 1.300.000, di cui 1.260.000 sono contributi dati dall'Unione Europea. Quindi, come vedete, la maggior parte dei fondi che useremo nel progetto arriva dalla Commissione Europea. Di questi, per parlare della situazione Delta, i soldi che arriveranno sul territorio veneto sono 172.000 euro. Cosa succede con questi soldi? Allora, come già detto, tutto lo sviluppo del progetto lavorerà alla creazione di un cluster europeo sul turismo sostenibile, ma non solo. Durante il progetto daremo formazione alle imprese del settore, quindi prepareremo dei materiali digitali e anche un coaching, una consulenza diretta alle aziende. Lavoreremo per una metodologia, quindi anche, che potrà essere usata anche oltre la fine del progetto, oltre il periodo del progetto, su come dare supporto nel modo migliore a queste imprese. E forniremo degli strumenti diretti che le imprese possono usare per migliorare la loro posizione nel mercato, migliorare i loro servizi e la loro organizzazione. Un'ultima cosa, nel progetto, e questo è il cuore del progetto, sarà pubblicato un bando che permetterà di dare fondi in termini di servizi diretti alle imprese del settore. Questo bando complessivamente darà 950.000 euro in tutta Europa a imprese che aderiranno. Ogni impresa avrà un massimo di 5.000 euro a disposizione per fare cosa? Per migliorare la loro conoscenza in termini di tecnologia digitale, in termini di sostenibilità ambientale, quindi green, in termini di aspetti sociali. Questi 3 pilastri saranno parte del bando, quindi le aziende che partecipano da vari paesi europei dovranno partecipare con questi obiettivi, quindi migliorare questi aspetti e chiedere dei servizi che le aiuteranno a migliorare in questi ambiti. Questi servizi saranno forniti da dei provider, dei fornitori di servizi che saranno stati preventivamente selezionati tra i fornitori che saranno in grado di dare questa consulenza nel modo migliore alle aziende del settore del turismo rurale. E questo si svilupperà, appunto, il bando uscirà prevedibilmente nella primavera dell'anno prossimo e poi ci saranno diversi mesi, un anno di lavoro in cui questi esperti
andranno a dare consulenza diretta alle imprese, saranno formati all'interno del progetto non per le loro competenze che già hanno specifiche, ma per dare una metodologia comune di supporto alle aziende, dopodiché andranno effettivamente a dare dei servizi che miglioreranno la performance delle aziende, che può essere semplicemente una migliore gestione del sito web o dei social, piuttosto che una migliore gestione dell'economia circolare e della diminuzione dell'impatto ambientale dei loro servizi e delle loro attività, o altre cose che saranno nella cornice del progetto. Qui è la lista delle varie attività, ma non mi dilungo su questo. Troverete comunque informazioni sia sul sito di Venture Cluster sia sui siti dei partner, e questo bando sarà da regolamento del programma pubblicato anche nei più importanti siti della Commissione europea destinati alle imprese, destinati ai cluster. Comunque sarà un bando aperto a tutte le imprese e ci sarà un regolamento molto chiaro su chi potrà partecipare e come. Comunque saranno imprese del settore del turismo rurale, agriturismi, campeggi, operatori, ci saranno i codici specifici delle attività che potranno partecipare al bando. Semplificheremo il più possibile la modalità di partecipazione, quindi le aziende dovranno presentare una loro idea, un loro progetto in modo molto semplice e schematico, e soprattutto partire dai loro bisogni, quindi partire dai problemi reali che ci sono. Ho bisogno di contattare meglio i miei potenziali clienti, ho bisogno di migliorare la mia visibilità, o ho bisogno di diminuire l'impatto perché so che è importante per la tipologia di clienti che ho. Quindi parteciperanno con queste esigenze, con queste idee, verranno selezionate, perché abbiamo un limite di questi 950.000 euro che sono concessi per il supporto. Ogni azienda potrà ricevere un massimo di 5.000 euro di valore in servizi, e quindi a seconda della selezione che faremo saranno scelte le idee migliori, o quelle che garantiranno che poi queste aziende effettivamente abbiano un beneficio e un miglioramento del loro servizio dalla realizzazione di questo progetto. Dopodiché queste aziende saranno affiancate da dei consulenti, dei tecnici che avremo selezionato noi tra quelli che possono fornire al meglio questo servizio. Quindi non riceveranno soldi direttamente le imprese, ma riceveranno delle consulenze, dei servizi che gli permetteranno di realizzare quello che loro vedono come importante per migliorare la loro situazione.